Sono Tore Mazzau, chitarrista del folklore sardo logudorese, canti a chitarra. Sono nato a Roma da genitori sardi, mi considero quasi figlio d'arte, già che mio padre suonava la chitarra, anche lui nel genere del canto sardo logudorese, ed è anche da lui che ho preso amore, ho preso simpatia per il canto sardo logudorese, tanto da mettermi in discussione, imparare a suonare la chitarra anche in sardo. Ho cominciato come chitarrista di musica leggera, solista. Già nelle medie avevo formato un complessino con degli amici, facevamo più che altro delle cover di cantanti di gruppi famosi dell'epoca. Poi, quasi per gioco, ho preso con la chitarra di mio padre, che tra le altre cose era un genere che quasi deridavamo, ci faceva ridere queste persone che sentivamo, sembrava che gridassero, urlassero, chissà che cosa, facendo questo genere musicale un pochettino, tra virgolette, da vecchi, da antichi. E per gioco mi è capitato un giorno di imbracciare la chitarra di mio padre e di accompagnare un nastro in un registratore che avevamo a casa, un nastro di canti a chitarra, con grandi cantanti dell'epoca. E mi sono accorto che all'inizio sembrava sì una fesseria, però c'erano mille sfumature, mille cose che piano piano mi hanno coinvolto e mi hanno fatto appassionare a questo genere. Ogni volta con lo stesso brano era sempre una volta nuova, si potevano aggiungere tantissime cose, si poteva spaziare moltissimo rispetto alla musica leggera, che è legata a certi canoni, cosa che il canto a chitarra non ha. E così ho cominciato piano piano, nella metà degli anni 70, a strimpellare anche dietro il consiglio di mio padre, in seguito, quando ha visto che mi sono appassionato alla musica sarda, alla musica logudorese in generale. Da bambino mi chiamavano spessissimo, oltre che gli amici di mio padre, la sua compagnia, dei suoi, chiamiamoli così, cantanti, tra virgolette, che erano più che altro colleghi di lavoro o compagni di spuntini, di ritrovi, ecco, tra amici. Piano piano, per curiosità, mi facevano salire sui palchi, quando all'epoca ancora c'erano in voga i Cavizza, Chelo, Cuveddu di Bulzi e tanti altri, tanti grandi nomi dell'epoca che elencarli tutti ci vorrebbe molto tempo. La curiosità di vedere questo ragazzino di 12-13 anni con un chitarrone, imbracciava un chitarrone e suonare, faceva sì che questo mio nome venisse fuori, spinti dalla curiosità. La gente non è che facesse a gara a vedermi, ma comunque stimolava in qualche modo la curiosità. Nel settembre 77 sono stato chiamato ad Ardara per una prima serata ufficiale, la mia serata ufficiale. Era una serata di cantanti dilettanti, è stato il mio primo esordio. Da lì piano piano ho avuto la fortuna di accompagnare tutti i più grandi cantanti, fino ai giorni nostri, grazie a Dio ancora stiamo continuando a farlo. I più vecchi in assoluto che ho mai accompagnato sono stati Ciccheddu Mannoni e Mario Scanu, in una edizione, credo, se non ricordo male, penso che fosse il 77 o 78, in Piazza d'Italia a Sassari, quando le serate durante la cavalcata organizzavano delle serate di canti a chitarra con tanti gruppi concentrati, esattamente come fanno oggi con i balli sardi e gruppi etno-folk, come vengono definiti. È un episodio curioso, un aneddoto, mi permetto di raccontarlo, che si dovevano esibire come gruppo di apertura Adolfo Merella con Mario Scanu e Ciccheddu Mannoni. Durante l'esordio della chitarra, all'entrata di primi arpeggi della chitarra, Adolfo Merella si ruppe una corda. Io, per eseguire bene questi mostri sacri del canto a chitarra, mi ero messo subito dietro le quinte, dietro dei paravento che c'erano sul palco.
Mastro Adolfo ruppe una corda, la prima, si è girato, mi ha visto, dice: ce l'hai una prima? Ho detto: subito. Gliel'ho consegnata, dice: guarda, quasi quasi, suona tu 5 minuti. Ho detto: con Mario Scanu, con Cicchedo Mannoni, glielo dico io, tu suoni. E io lì ho avuto la fortuna, l'onore, perché è stato un grandissimo onore, di accompagnare anche questi due grandi cantanti. Tra virgolette, vorrei aprire una piccola parentesi: con Mastro Adolfo ci conoscevamo, già che la più grande palestra di canto a chitarra, che purtroppo non esistono più, o perlomeno non viene più usata come allora, erano i circoli, cosiddetti circoli. I vindiori li chiamano a Sassari, che altro non sarebbero che le osterie, ritrovo di dopolavori, ecco, dove la gente la sera si riuniva per giocare a carte, per discutere, per parlare e anche per cantare e suonare. E con i vari confronti si riusciva a perfezionarsi nell'accompagnamento delle voci, nella conoscenza dei vari moduli canori, e nell'uso della chitarra, confrontandosi anche con altre persone che suonavano, più o meno professionisti, più o meno appassionati, ma comunque tutto ha contribuito alla formazione dei cantanti e anche dei chitarristi che tutt'oggi sono in voga. Anche i grandi nomi del canto a chitarra, anzi soprattutto i grandi nomi del canto a chitarra si sono perfezionati proprio nelle osterie di Sassari. Torniamo al fattore di serate. Dopo questo episodio della cavalcata di Sassari ho avuto la fortuna pian pianino di entrare nel giro, naturalmente non di impatto, ma con molta calma, diciamo così, nel giro del grande giro del canto a chitarra, del canto sardo logudorese, accompagnando i più grandi cantanti, tra i quali da nominare assolutissimamente Leonardo Cavizza, e Chelo, Cuveddu, Tonino Cano e tutti quanti fino ai giorni nostri con i più grandi cantanti di oggi. Canto a chitarra purtroppo sta andando e diradandosi sia come partecipazione di persone, già che i più anziani piano piano si ritirano e non abbiamo il ricambio sufficiente per poter mandare avanti come vorremmo questo pezzo di cultura sarda, quest'angolo di cultura sarda. Il pubblico sta cambiando anche come gusti musicali per 1000 motivi, probabilmente anche per colpa nostra della categoria, perché il canto tradizionale non è che si possa fare granché per stravolgerlo, diversamente avremmo adottato, che ne so, degli strumenti più moderni rispetto a quelli che usiamo oggi. Noi perlomeno non ce la sentiamo ancora di poterlo stravolgere. Dopo la grande rivoluzione degli anni 60 che è intervenuta la fisarmonica, secondo noi va bene così come è adesso. È un tipo di canto molto molto affascinante perché, come ho detto all'inizio, permette tantissime variazioni, tantissimi gorgheggi, tante variazioni anche, oltre che modulistiche del cantante, anche di esecuzione con la chitarra, di accompagnamento, eccetera. Già che il cantante normalmente dovrebbe, dico dovrebbe perché purtroppo c'è anche chi non lo fa, dovrebbe cantare secondo lo stato d'animo del momento. È un canto semi-improvvisato, il nostro, dove la chitarra serve giustamente per il sostegno della voce, ma il ruolo principale è dare la nota e il tempo, e il cantante può spaziare tra la tonalità della chitarra e il tempo della chitarra a suo piacimento, mantenendo naturalmente i canoni di metrica e cose del genere. Una tra le più grandi rivoluzioni, perché ce n'è stata più di una, nel nostro mondo, nel mondo del canto sardo logudorese, è stata l'introduzione nel 1962 della fisarmonica sui palchi. Sui palchi perché già prima esperimenti con chitarra e fisarmonica si erano fatti, addirittura già a partire dagli anni 30, con Celestino Fogu e Nicolino Cavizza, sono stati incisi vari pezzi, anche con la partecipazione di Gavino De Lunas, in certe registrazioni della voce del padrone, eccetera, 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 insomma degli anni 30 lì. Negli anni 60, quando già si sentiva un pochettino di distacco del pubblico rispetto alla gara a chitarra, cioè già si notava
che il pubblico si assentava, si distraeva, attratto probabilmente anche dai emergenti gruppi musicali detti così all'italiana, i gruppi Ye di allora. Il pubblico giovane si distaccava, allora Nicolino Cavizza ebbe una grande intuizione: rinnovare il canto senza stravolgerlo, perché in effetti poi non è stato stravolto granché, rinnovare comunque anche musicalmente, rinfrescare il canto sardo logudorese con l'introduzione della fisarmonica. Questo avvenne nel 1962 a Codrongianus. Il fisarmonicista era Peppino Pippia, tra i grandissimi, che ha creato addirittura un genere seguito anche al giorno d'oggi dai fisarmonicisti attuali, validissimi. Comunque hanno attinto moltissimo dal repertorio di Peppino Pippia, cercando addirittura di imitare, se non le varie diteggiature, l'uso anche a volte dei movimenti sul palco, il modo di come si comportava, eccetera, eccetera. È stato un grande personaggio di grande carisma. Dopo di lui anche altri, dopo Pippia c'è stato Pietro Madao, grandissimo fisarmonicista, tuttora in attività, anche se è un po' avanti con gli anni, anche lui. Chitarristi, dopo Nicolino Cavizza, un po' tutti hanno adottato la fisarmonica. C'è da dire che l'accompagnamento di Peppino Pippia era un accompagnamento molto più preciso sul canto, molto più professionale rispetto agli altri fisarmonicisti che sporadicamente provavano ad accompagnare qualche canto logudorese. Soprattutto ancora più preciso dei primi esperimenti discografici degli anni 30 con Celestino Fugu. C'è da dire che comunque nelle gare a chitarra prima degli anni 60, prima dunque dell'intervento di Peppino Pippia in questo genere in veste di accompagnatore dei canti logudoresi, nella gara a chitarra durante gli intervalli dei cantanti c'era l'intervento del fisarmonicista che serviva per far ballare la gente, per spezzare un pochettino così il canto, per far riposare i cantanti anche, eccetera. E nulla di strano che in queste occasioni si provasse a fare qualcosa con la partecipazione sia del chitarrista presente sul palco che della fisarmonica. Pippia è stato il primo fisarmonicista che ha suonato sul palco, ma comunque nonostante sia stato Nicolino Cavizza che ha fatto intervenire da protagonista proprio Peppino Pippia come fisarmonicista nei palchi, il primo che ha fatto incidere Peppino Pippia è stato Adolfo Merella, con un genere di accompagnamento molto differente rispetto a Nicolino Cavizza, giacché Nicolino Cavizza suonava prevalentemente col plettro, e mentre invece che Adolfo Merella usava la tecnica ad arpeggio, tecnica che purtroppo è poco seguita attualmente. Il canto a chitarra si possono fare solo delle opinioni fino a una certa data. Da una certa data in poi abbiamo le testimonianze audio, soprattutto, i video sono arrivati molto dopo. Comunque testimonianza della prima gara a chitarra su di un palco è stata sicuramente nei primi anni del Novecento, probabilmente prima della Prima Guerra Mondiale. Se non ricordo male, io non vorrei dire grandi fesserie, ma credo che sia intorno prima della Prima Guerra Mondiale comunque. A ogni buon modo Giovanni Perria fa risalire a Bonnannaro la prima serata con grandi cantanti. Sicuramente si cantava anche prima, penso proprio io, la mia convinzione è che si cantava da sempre, però non veniva vista come forma di spettacolo aperto al pubblico, anche perché spettacoli erano pochissimi, anzi probabilmente neanche esistevano spettacoli in piazza, se non in occasioni particolari quali matrimoni, battesimi oppure avvenimenti eccezionali. Dalle prime serate sono emersi fuori i grandi nomi, quelli che poi hanno lasciato un grande solco nella gara a chitarra, tipo Paolo De Riu e Candida Mara, il padre di Leonardo Cavizza, un altro grandissimo cantante, De Cortes, eccetera, eccetera. C'è stata una continua evoluzione del canto, perché se proviamo ad ascoltare le prime registrazioni
sui 78 giri, perché sono quelle le prime che poi risalgono agli anni 30, e ascoltiamo i cantanti attuali, c'è stata una grande evoluzione in mezzo, oltre che dei modelli canori, anche di tecniche di esecuzione, senza dimenticare, come abbiamo detto prima, la grande rivoluzione della fisarmonica, che non è stata l'unica rivoluzione in verità, perché sempre negli anni 60 si è sentito il bisogno di aggiungere anche un'altra cosa importantissima in tutte le forme di spettacolo, ma anche nel canto sardo-logudorese, l'uso dell'amplificazione. L'uso dell'amplificazione, che all'inizio era solo un microfono posizionato al centro del palco, con due trombe, tipo quelle della Geloso, come quelle degli ambulanti, ecco, per capirci. La chitarra non era amplificata neanche la fisarmonica, immaginiamoci, si amplificava solo la voce, e questo microfono doveva far ascoltare al pubblico tutto quello che succedeva sul palco, cioè lo spettacolo vero e proprio. C'è da dire che grandi esigenze di audio non è che in verità ce ne fossero rispetto a oggi, soprattutto anche perché la gente andava per ascoltare la serata, per ascoltare i cantanti, per apprezzare, applaudire o anche contestare fischiando o le performance meno attraenti per gli appassionati. C'è da dire che non c'era il rumore di oggi, il rumore di fondo che noi siamo così tanto abituati, tipo il passaggio delle macchine, le radio, le TV, le bancarelle. Ci capita sovente a fianco al palco attualmente di avere il Luna Park a tutto volume, per cui è tutto da immaginare. Anche lì c'è stata una grande rivoluzione, c'è chi addirittura ostacolava l'ingresso del sistema di amplificazione già da allora. Uno dei primi esperimenti era presente il cubeddu di Bulzi, dove racconta, non mi ricordo dove fosse, ma racconta che si era offerto un radiotecnico, insomma un riparatore elettronico dell'epoca, di fornire gratuitamente un piccolo impianto di amplificazione, e venne osteggiato dal pubblico presente e anche dal comitato, nonché dai cantanti, in quanto non si poteva cantare, secondo loro, con questa sorta di diavoleria, di questo marchingegno dell'epoca. Attualmente siamo arrivati a dei volumi assurdi e per certi versi anche inascoltabile, immaginiamo, ma diversamente non si può fare. Oramai sia il pubblico, ma anche noi che stiamo da quest'altra parte qui del palco, siamo abituati a questi volumi assurdi, a questa qualità, cercando di ottimizzare al meglio le varie performance sia di chitarra che di fisarmonica che di voce. Io mi ricordo che ho cominciato anch'io con le trombe. Quando avevamo tanta potenza sul palco eravamo sui 150 watt, ma allora era proprio da assordarsi. Avevamo due trombe rivolte verso il pubblico ai lati del palco. Come ritorno, come monitor nostro, come spia, si usava un'altra tromba che veniva posizionata o su di un albero o su di una grondaia, oppure in qualche cosa, e rivolta così, occhio croce, in direzione nostra. E andava bene o andava male, andava bene lo stesso, ci si accontentava, noi ci si andava avanti così. Adesso noi siamo arrivati a avere sul palco quattro monitor, in più 4 casse di mandata con dei volumi assurdi. Dai 150 totali che avevamo allora siamo passati a circa 1000 watt solo di monitor sul palco, più di 1000, sicuramente sui 1200 rivolti verso il pubblico, dunque una cosa paurosamente assordante. Tante persone infatti sono convintissime che sarebbe ora, non dico di ritornare alle trombe, ma di adottare una certa moderazione anche in questo. Continuando con le gare, tra le evoluzioni del canto a chitarra non si può non parlare dei canti che sono stati introdotti via via, che all'inizio si cantava normalmente il canto Renu, Resa e Muttos, eccetera eccetera, ma la corsicana per esempio è stata cantata per la prima volta a Sorso proprio da Ciccheddu Mannoni nel 1947, se non vado errato. Ha provato a armonizzarla con i colleghi, è piaciuta, hanno provato a farla sul palco e piano piano ha preso piede, tantissimo, tanto da passare
nell'elenco ufficiale, chiamiamolo così, nella scaletta del canto sardo logudorese. A metà degli anni 60 comunque vennero fuori tanti altri canti, tra cui una specie di chiamato trallallera corsicano, da Tonino Cano con Giuseppe Chelo, che prende coda alla corsicana stessa, ma anche il canto in fa diesis, che altro non è che una elaborazione particolare del canto in si bemolle, anche viene considerato come tra i canti classici, è stato inventato e addirittura inciso per la prima volta da Francesco Cubeddu, comunque elaborato in una di queste famose bettole di Sassari, col chitarrista Adolfo Merella e un altro cantante sconosciuto ai più, comunque tra gli addetti ai lavori è molto nominato perché aveva un grandissimo valore, purtroppo non c'è più perché è scomparso recentemente, Valentino Usai. Altri canti, ci sono stati degli esperimenti di canto che però purtroppo non hanno preso piede, perlomeno nel grosso pubblico. Da divertimento i mutos a Samala o mutos a disprezio, che sporadicamente vengono cantati in alcune volte. Si è adottata questa scaletta a partire, penso, dalla fine degli anni 50, primi anni 60, fino all'introduzione dei canti di cui abbiamo citato adesso, per dare un po' di ordine, per dare un tocco di signorilità che probabilmente, o di professionalità per meglio dire, che probabilmente fino allora poco veniva preso in considerazione. I cantanti andavano a cantare con mezzi di fortuna, si andava con le biciclette, in treno, col pullman, anche a piedi, secondo i posti dove si doveva andare. Si veniva ospitati a casa del comitato, il comitato organizzatore i componenti del comitato organizzatore prendevano i cantanti, chi uno, chi l'altro, e se li portavano a casa loro. Però intanto nel frattempo si stava assieme e si doveva cantare. Poi si andava a casa del presidente e bisognava fare una cantatina anche lì, fino che si saliva sul palco, non alle 10 come oggi, ma quando ancora il sole era alto, e si portava avanti la serata per tutta la notte, fino che si andava a cena, poi si partiva ancora a cantare per le serenate, e sovente capitava che alle prime luci dell'alba ancora si stava in giro cantando e suonando. Normalmente le serate all'epoca si facevano 2 serate, tante volte in collaborazione e anche con la compartecipazione dei poeti improvvisatori logudoresi. Si alternava sul palco e si stava almeno 2 giorni lì, nelle feste paesane. Il concetto di gara comunque è nato come gara, come competizione, perlomeno questo è quello che affermano tante persone anziane che hanno vissuto queste cose. Si cantava per Suvannu, cosiddetto, che era una sorta di premio, anche in denaro, o è successo anche in natura, soprattutto prima tra una guerra e l'altra, si andava a cantare per quello che il comitato riteneva di dare, anche in natura, anche grano o qualche gallina o qualcosa del genere. Successivamente si è passato al pagamento in denaro dei cantanti. Come scaletta si andava, all'epoca si cercava di accontentare il pubblico, soprattutto canto in re, nuoresa, il Miellà veniva cantato sicuramente, poi magari si ritornava ancora al canto in re, e poi magari altri canti, ma non si seguiva un filologico, una scaletta ben definita come oggi. Tutt'oggi si esegue una determinata, non vorrei ripetermi ancora, una determinata scaletta che comprende il canto in re, la nuoresa, i muttos, la galluresa, la felugnana, talvolta saviaghesa antica, che è un canto che è stato introdotto è stato fatto conoscere anche con l'aiuto di Antonio De Sole, grandissimo cantante del passato. Dopo le saviaghesa si ritorna ancora al canto in re, poi a seguire la corsicana, talvolta trallallera in coda, e infine i cosiddetti canti classici, che altri non sono che il Miellà, che è un canto originario di Bosa, il canto in si bemolle,
che viene reputato tra i più antichi, tra i più arcaici, no? Una certa difficoltà anche di esecuzione, un certo impegno particolare sia del cantante sia dei chitarristi. E il canto in fa diesis è la disisperata che chiude in bellezza. Ultimamente si è preso, dopo della disisperata, l'uso, è stato adottato l'uso di continuare ancora con un po' di canto in re, proprio per gli ultimi appassionati che ancora ci fanno compagnia nelle piazze e anche dei mutos d'amore per lasciarci in allegria. Nell'esecuzione dei vari canti non esiste una regola fissa che determini la durata oppure che tipo di voci bisogna cantare. Noi chiamiamo voci i vari distici, le varie strofe musicali nell'ambiente nostro, non solo di chi lo fa il canto, ma anche degli appassionati che ci seguono, vengono chiamate voci proprio, le varie strofe che i cantanti cantano. Allora, non esiste una delle strofe ben definite. Ogni cantante ha le sue particolarità, dunque dello stesso tipo di voce possono esistere diverse varianti, vuoi per durata della voce stessa, o per vari gorgheggi, oppure per varie note che si toccano, alcune note piuttosto che altre per esempio. E così anche per la chiusura dei canti, soprattutto per il canto in re e la nuoresa, si adotta la chiusura a tre voci, comunemente chiamata girata in do. La girata in do, anche lì, non esiste un modello solo, ne esistono tanti tipi di modelli, anche perché è un canto, il nostro, come dicevo prima anche, è semi-estemporaneo. Il cantante deve seguire la nota, l'accordatura naturalmente della chitarra, la metrica, dunque anche il tempo, eccetera, eccetera, e su questi binari ipotetici può viaggiare come meglio crede. Dunque un gorgheggio in più, un gorgheggio in meno, può fare durare la nota, beato chi ci riesce, 3 minuti di fiato, nessuno glielo vieta, non esiste una regola fissa. Un'esecuzione di un canto in re può durare 3 minuti, 3 ore, 3 giorni, va bene. Non esiste una regola fissa come per esempio con la musica leggera, dove c'è uno spartito che bisogna seguire perfettamente alla lettera. Ecco dunque la difficoltà di esecuzione del canto. Talvolta crea difficoltà anche a chi ascolta, perché non si riesce a capire, in mezzo a tanti, chiamiamoli così, esperimenti, cantare quello che ci si sente. Tante volte escono fuori delle cose clamorosamente meravigliose e tante volte delle cose clamorosamente da fiasco. Non sempre va tutto nel migliore dei modi. Naturalmente, affinché tutto vada nel miglior modo possibile durante la serata nel palco, bisogna che ci sia una certa intesa tra chi canta e chi accompagna, una sorta, se possiamo chiamarla, non proprio di complicità, ma quanto di intesa. E conoscersi significa molto. Significa molto il frequentarsi, sapere pressappoco, anche se non proprio al 100%, perché non si riesce a sapere mai al 100% dove vada a parare un cantante quando apre la voce, quando apre la bocca per cantare, ma cercare di andargli quanto più vicino. Anche perché, tra le altre cose, un'altra particolarità del nostro genere musicale è che, a differenza della musica in generale, o della musica leggera, o di tutte le musiche che io sappia, qui non è il cantante che va a tempo con la musica. Qui è esattamente il contrario. È il chitarrista che deve andare a tempo col cantante. Il cantante detta il tempo, la chitarra gli dà l'accenno del tempo e il cantante, quegli ipotetici binari di cui parlavo prima, può farlo variare questo tempo, può accelerare, può rallentare, dargli del sentimento rallentando la voce, con dei mielismi, con dei gorgheggi particolari. E la chitarra deve stare dietro, a ruota, seguirlo quanto più vicino possibile, a differenza, che ne so, della musica lirica o della musica classica, dove c'è un direttore di orchestra che segna il tempo,
la musica, l'orchestra parte a suonare e il cantante deve andare a tempo con l'orchestra, oppure nella musica leggera dove avviene la stessa cosa. Nel nostro campo no. La difficoltà, tra virgolette, è anche questa. Io più che difficoltà la chiamerei, è un qualcosa che, non so, ti prende, ti coinvolge, ti attira, perché ti porta sempre a migliorare, a andare avanti, a cercare di trovare nuove soluzioni, nuovi arpeggi, nuovi accordi, nuovi modi di accompagnare, parlo da chitarrista, e al cantante gli permette di spaziare come meglio la voce gli può permettere. Ecco perché ci sono tanti cantanti, ecco perché i cantanti non sono tutti uguali uno con l'altro, non hanno lo stesso, non adottano lo stesso metodo di canto, ecco, non fanno le stesse voci. Si può ascoltare delle canzoni, delle poesie scritte per esempio da Paolo Mossa, la stessa poesia, lo stesso distico cantato da 10 cantanti diversi e cantati in 10 maniere differenti, per esempio, proprio perché non esiste una regola ben definita, ben fissa, che dica no, questo bisogna cantarlo esclusivissimamente così. Nel canto sardo logutorese, a parte tante altre cose, quello che colpisce di più il pubblico, o chi ascolta perlomeno, è lo strumento che usiamo, che abbiamo adottato nel nostro genere. È un chitarrone grandissimo, più grande delle chitarre convenzionali, con questo perché abbiamo bisogno di un'accordatura molto particolare per questo genere. Si adotta un'accordatura che è 3 toni e mezzo circa più bassa del convenzionale. Infatti accordiamo il La invece che sulla quinta corda sulla quarta. Dunque quando noi con la chitarra facciamo la posizione dell'accordo Re, in realtà stiamo producendo un La maggiore. Accanto a chitarra, comunque, apro una piccola parentesi, nel nostro genere vengono usati solo accordi in maggiore. Minore o altri accordi strani come diminuite non vengono utilizzati. Un solo minore si utilizza nella corsicana e basta. Il resto, sì, diesis e bemolle naturalmente, però altri accordi particolari non vengono usati, se non accordi semplici di maggiore. L'uso della chitarra sarda, ne abbiamo già parlato, se ne fa un uso molto molto particolare. Si chiama sarda probabilmente solo perché è adottata in Sardegna uno strumento di queste dimensioni, in quanto originariamente è stata portata dalla Sicilia, veniva costruita in Sicilia, dai Miroglio prima, Catania, eccetera, eccetera. Attualmente la stanno costruendo anche in Sardegna, alcuni liutai, a Ozieri per esempio, e anche a Orosei e tanti altri un po' meno conosciuti o famosi, un po' dappertutto in Sardegna. È una chitarra molto grande, con delle catenature semplici, sono le catenature che aveva introdotto De Torres nell'Ottocento. Ultimamente gli ultimi modelli, dietro consiglio di alcuni chitarristi, gli ultimi modelli adottano una catenatura interna particolare, a raggiera, per gli addetti ai lavori. In pratica è la stessa catenatura che esiste nelle jumbo, nelle chitarre jumbo, eccetera. Catenatura a raggiera. Questo ha consentito un'adozione di un timbro particolare da parte dello strumento, con molti più bassi e con i cantini più squillanti. Dunque un'espansione maggiore del suono rispetto agli strumenti che si usavano prima. Molto grande la chitarra, anche come lunghezza del manico, ha un diapason da 35 e alcuni modelli addirittura anche da 37, ripeto, per poter tenere la tensione particolare e il carico delle corde sullo strumento stesso. Questo non si potrebbe ottenere con una chitarra più piccola, anche aumentando il diametro delle corde non si riuscirebbe
a far lavorare in maniera ottimale lo strumento. Facciamo un passo indietro. Quando è stata adottata l'amplificazione, abbiamo detto che all'inizio non veniva amplificata la chitarra, e non veniva amplificata neanche la fisarmonica quando capitava sul palco. C'era un microfono solo e serviva per il cantante e anche per la chitarra, si mettevano vicini e si cantava quanto più vicini all'unico microfono che si metteva. Col passare del tempo si è passati all'adozione di un'asta unica per i cantanti con 2 microfoni e di traverso, sono tutte robe artigianali, di traverso ci andava una piccola asta attaccata all'asta principale con un microfono in cima e quello doveva servire per la fisarmonica. Il chitarrista agli inizi dell'era amplificazione, quasi come si deve, aveva un'asta a sé con un microfono a sé, finché poi si è passata all'adozione dei microfoni interni. Credo che il primo sia stato Aldo Cavizza ad adottare un microfono interno alla chitarra, era un microfono a bottone, geloso, che era fornito dall'allora ditta, poi facciamo pubblicità, tanto non esiste più, Luchino Casu all'Emiciclo Garibaldi. Era un parente di Aldo Cavizza, credo uno zio, e avevano provato con i primi esperimenti in questa maniera. Attualmente si va più avanti, si è passati sempre a modelli più sofisticati, a modelli addirittura a microfoni equalizzati, se non a cosiddetti microfoni a barretta che vanno sotto il ponte, soprattutto nelle chitarre a ponte fisso che stanno costruendo ultimamente. Dunque con chitarre che hanno bisogno di amplificazioni particolari, con equalizzazioni particolari. E a essere sinceri, tante volte i tecnici che abbiamo a disposizione sul palco lasciano a desiderare moltissime volte con delle regolazioni assurde proprio, che sfiorano oltre che l'orrendo anche il pazzesco. E nonostante ciò cerchiamo sempre di contentare sia il pubblico, giustamente, logicamente, che gli appassionati che ci seguono già da diverso tempo. La struttura della gara oggi, dai Cavizza in poi, c'è stata un po' più di l'introduzione del professionismo, della professionalità. I cantanti hanno sempre cercato, i cantanti logudoresi intendo, ecco, cercato di distinguersi dagli altri facenti parte di folklore sardo, per esempio Poetio, eccetera, anzitutto perché si distinguevano nell'abbigliamento, nel comportamento, dunque giacca e cravatta sempre ben pettinati, ben ordinati, rasati, eccetera, diversamente da altri che facevano altri generi dell'epoca che tenevano meno alla forma, ecco. Cioè il non uso del berretto, per esempio, come facevano i Poeti, eccetera. È stato messo un po' di ordine, la compostezza sul palco, ci si teneva molto. Io mi ricordo una volta, un piccolo aneddoto se mi è concesso, mi ricordo una volta in una serata ad Ottana, diversi anni fa, credo verso la metà degli anni '80, un cantante mi aveva rimproverato. Perché mi ha rimproverato perché durante la cantata, durante la gara, masticava una caramella. Mi aveva rimproverato, dice che non andava bene, non era giusto nei confronti del pubblico che ti guarda, queste sono le parole, che ti guarda, ti giudica, ti ascolta e ti ammira. Dice non va bene, dice, stare con questo masticamento che non è neanche tanto indicato. Ecco, per dire l'introduzione della professionalità nel canto. Un'altra cosa che si è distinta dai Cavizza in poi sempre è stato il fatto la presentazione, importantissimo. Nicolino Cavizza è stato il primo showman, se mi è concesso il termine, che ha introdotto la presentazione sul palco, con grande enfasi, con tante fesserie che però servivano a divertire il pubblico, quasi a scaldarlo prima dell'esibizione dei cantanti, dell'esibizione vera e propria della gara, ecco.
Si caricava il pubblico, ma si caricavano anche i cantanti, in maniera che potessero essere a loro agio quanto più possibile, perché ogni serata è una storia a sé, ogni gara è una storia a sé. Ci sono grandi professionisti ancora oggi che quasi quasi è come la prima volta che affrontano il pubblico. Non dico che tremino sul palco, ma una certa emozione sicuramente all'inizio si avverte una tensione in tanti cantanti. Poi la paura di sbagliare, la paura di fare qualche errore, di vocalizzi sbagliati, è sempre nell'aria. È molto semplice fare qualcosa di cui cantare qualcosa in qualche maniera in cui non trovi il favore pieno del pubblico. Che già è difficile accontentarlo, tutto il pubblico è risaputo che non si può accontentare, ma si avverte questa tensione. I Cavizza invece, con battute anche durante l'esecuzione della gara, riuscivano a tenere alto il morale dei cantanti che, essendo a loro agio, andavano più a ruota libera e dunque cercavano di esprimersi al meglio. Ma quello che c'era di bello all'epoca anche è che durante lo spettacolo riuscivano a condurre uno spettacolo dentro lo spettacolo. Nicolino Cavizza, il chitarrista che è stato il primo a introdurre la presentazione, metteva dentro anche alcune scenette che all'epoca faceva divertire molto il pubblico. Per esempio è arrivato a fare Lascia o raddoppia, una parodia di Lascia o raddoppia sui palchi, e gli anziani ancora si ricordano. E un'altra cosa che è stata introdotta, sempre dai Cavizza in poi, sempre parlando della professionalità accresciuta dei cantanti e non solo dei cantanti, è la disposizione sul palco col chitarrista che è alla sinistra dei cantanti, il pubblico lo vede verso destra in pratica, invece prima il chitarrista si metteva in mezzo, chi cantava alla destra del chitarrista, chi cantava alla parte sinistra, dunque un certo ordine, una certa disposizione che poi si è accentuato con l'avvento della fisarmonica, perché per aver bisogno di ascoltare la fisarmonica bisognava stare per forza di cose alla parte di sinistra della fisarmonica stessa, se no non si riesce a sentire, già vista la forma particolare dello strumento. Delle differenze che c'erano tra il cosiddetto periodo d'oro del canto a chitarra e il giorno d'oggi, dove abbiamo ancora un buon seguito, certo meno numeroso dei decenni scorsi, e questo è tangibile. Basta assistere a una gara a chitarra, tante volte siamo in pochissimi rispetto agli anni 60 o 70 o 80 addirittura. Sono cambiate tante cose, è cambiato il rapporto col pubblico. Il rapporto col pubblico è cambiato tanto. Prima pubblico e cantanti erano, si può dire, quasi la stessa cosa, cioè nel senso che c'era più, come posso dire, non complicità, voglio dire, si stava più assieme. Ora è diventato un rapporto un po' più asettico. Prima si andava con largo anticipo, si stava a casa del comitato, si provava a scaldare la voce o a casa del comitato o in qualche casa vicino al palco, si cantava e ci si metteva d'accordo sulla tonalità da adottare, eccetera, eccetera, e intanto si faceva vita comune col comitato stesso. Ora si arriva quasi quasi 5 minuti prima di cominciare la gara, non si prova la strumentazione. Prima che si calibrasse, di calibrare bene i suoni passa anche mezz'ora, un'ora. Arriviamo a metà serata con questa amplificazione che ancora sembra che va bene, ma però bisogna regolare qui, bisogna regolare là, e tante volte il pubblico si innervosisce. C'è molta meno originalità da parte di noi addetti ai lavori, perché da un po' di tempo a questa parte, parlo in linea generale, da un po' di tempo a questa parte invece che cercare modelli nuovi si copiano i modelli del passato, dunque ancora si cantano cose che si cantavano 30 anni fa, esattamente come si facevano 30 anni fa, e la gente alla lunga si stanca. Cioè è come vedere un film già visto, che la prima volta dice, ah, questo l'ho visto, è bello, me lo guardo un'altra volta.
La seconda volta dice, di nuovo questo film. La terza volta dice, c'è questo film, cambio il televisore, spengo tutto. O leggere un giornale già letto, o che ne so. E si ha questa impressione che il pubblico si sta stancando. Penso che tra i tanti motivi uno sarà anche quello. L'altro motivo è che il ricambio, purtroppo, anche se attualmente ci sono abbastanza giovani che fanno canto a chitarra, evidentemente non sufficientemente quanto dovrebbero. Il ricambio è stato molto lento, ecco, voglio dire. Anche se i cantanti di oggi, anche i giovani, sono a dei livelli tecnici molto buoni, molto buoni. Ecco. Anche i modelli esecutivi con gli strumenti sono cambiati moltissimo, c'è più elasticità adesso nei movimenti. Prima il canto a chitarra, le prime incisioni possiamo ascoltarli tutti, si riducono a 3-4 accordi massimo. L'accordo di re solvente, come veniva chiamato allora, che poi è la settima, l'accordo di re, il sol, il do e basta, si finiva lì, il fa per la nuoresa. Ora si adottano tecniche di accompagnamento molto più vicine al cantante, si segue il cantante molto più professionalmente, questo sempre dai Cavizza in poi, si è andato da Aldo Cavizza soprattutto in poi, si è cresciuto questo tipo di studio particolare sullo strumento, di esecuzione, di voglia di perfezionismo, ecco, in più. E queste sono le differenze maggiori, le differenze primarie tra prima e oggi. Quello che prima si abbracciava quasi tutta la Sardegna, ormai ci sono zone dove il canto a chitarra viene un po' più trascurato rispetto ad altre. Per esempio in Ogliastra, per esempio nel Sulcis, dove fino agli anni '80 c'era una buona richiesta di canti sardi e logudoresi, e vedi i vecchi minatori, eccetera. C'è da dire però una cosa che ci lascia un buono spiraglio una buona speranza. Si è notato ultimamente, da un po' di tempo a questa parte, un grande interessamento da parte degli studiosi sul canto sardo-logudorese, che nonostante sia considerato ancora da tante persone un canto da perdigiorno, un genere musicale da bettola, sta suscitando invece, al contrario, da parte di molti etnomusicologi, un oggetto di studio. Io personalmente, assieme a dei miei colleghi cantanti e fisarmonicisti, siamo stati a suonare, a esibirci in posti dove il canto a chitarra si pensasse che non potesse mai arrivare. Per esempio siamo stati in Egitto, siamo stati a Malta, siamo stati in Siria, a contatto con professori di conservatorio, insegnanti di conservatorio, di etnomusicologi locali, nonché di autorità naturalmente e studiosi di tradizioni e culture del Mediterraneo. Il canto a chitarra è arrivato anche in Australia, in Argentina e negli Stati Uniti, sempre per l'interessamento di etnomusicologi che hanno organizzato dei convegni dove il canto a chitarra è stato proposto come oggetto di studio, senza contare poi anche nel resto d'Italia, fuori dalla Sardegna, in Italia comunque, dove in festival di musica internazionale ultimamente si sta coinvolgendo anche il canto logudorese. Naturalmente in una forma che non rispecchia esattamente la gara, come viene intesa in Sardegna, per mille motivi. Il motivo più tangibile è la durata del canto a chitarra. In poche parole ci viene richiesto di condensare in circa un'ora quello che normalmente si fa in 3 ore, 3 ore e mezzo, e dunque tante volte non è neanche semplice. Perché parlo di posti dove il canto a chitarra si pensava che non arrivasse mai. Il canto a chitarra è uscito dalla Sardegna per la maggior parte dei casi, salvo qualche rarissima eccezione, per la maggior parte dei casi solo nei circoli sardi, sia in Italia che all'estero, dove comunque c'era una comunità di sardi, di appassionati di canto logudorese, di nostalgici del canto, e non solo del canto, che invitavano i cantanti, i chitarristi dalla Sardegna per andare a esibirsi nei loro locali, nei loro circoli, nelle loro città di adozione, chiamiamole così. Salvo rare eccezioni, salvo
quando per esempio Maria Rosa Punzirudu si è esibita davanti al Papa allora, o Giovanni Cuccuru chiamato davanti addirittura al Duce, a Mussolini, a cantare durante il Ventiennio. Questo più che un ballo è un pezzo strumentale, è stato scritto da Aldo Cavizza e proposto già dai primi anni 70, credo, non vorrei sbagliare, in Paradiso in Re con Maria Carta. È stato introdotto un pezzo di questo tipo di suonata da Aldo Cavizza. Siamo dimenticati una cosa importantissima, il diametro delle corde. Il diametro delle corde è variato, è diverso rispetto alla convenzionale, in quanto per ottenere delle accordature, dei toni così particolari, oltre che avere bisogno di una chitarra di queste dimensioni, si ha bisogno di un diametro di corde particolari, in quanto dobbiamo far lavorare il La sulla quarta corda invece che sulla quinta. Dunque vanno scalate tutte di una corda in giù, partendo con un cantino normalmente io uso un 16, un 0,16, sino a un 52 di sesta corda. Questo è una delle differenze della chitarra che usiamo noi rispetto alle chitarre che normalmente vengono usate per altri generi, ecco.